Senti, Berlusconi e Renzi si stanno riparlando, si telefonano, si mettono d'accordo. Che sta succedendo? Beh, diciamo che il nemico numero uno è Grillo, cioè i 5 Stelle sono considerati una minaccia. E allora, Beh, però scusami, anche da te, perché certo, anche da me, giustamente fai notare certe robe assurde, tipo sta storia di dare i soldi a uno solo perché esiste, no? Il reddito di cittadinanza mi sembra una follia. o da altre cose, insomma, vogliono attaccare i patrimoni. Sì, diciamo che il Movimento 5 Stelle, essendo quello che rischia di prendere più voti in Italia, è considerato sia da Renzi sia da Berlusconi come il nemico da battere. Allora, pur di batterlo, si associano. Ho capito, però come mai gli italiani, sembra dai sondaggi, li votano così in massa? Perché non li hanno ancora approvati? E intanto perché insomma io penso che gli italiani, che sono anche della gente che lavora, se leggessero quei programmi lì che hanno ma non li voterebbe. Sì, non sono neanche programmi veri e propri. Ma il problema è che gli italiani si sono stancati dei partiti tradizionali, che naturalmente hanno combinato poco o niente negli ultimi 20 anni, anche prima, ma la memoria poi non è che va indietro millenni, no? Quindi nauseata dalla politica, tant'è che vedi che i giornali vendono sempre di meno perché trattano la politica. I talk show sono sempre meno seguiti, significa che c'è disgusto nel popolo per la politica. E anche quando si tratta di andare a votare non è che la gente corre entusiasticamente al seggio, anzi se ne frega, a meno che non ci sia un partito che è nuovo, no? E magari tu non ti fidi tanto neanche di quel partito, ma vai in cabina elettorale, no? Fai lo stesso, vedi la scheda, trovi il simbolo di Forza Italia e sbuffi, trovi quello del PD e sbuffi, poi vedi quello dei 5 Stelle, ti viene la tentazione, tracci la croce e fai così. È un voto contro il sistema. Io mi illudevo che qualcuno ancora leggesse i programmi pur sapendo che non vengono applicati. No, ci sarà anche. Alzati un attimino il microfono che ci è sceso. A parlare di partiti tradizionali ci è sceso il microfono. Tutto. No, ma diciamo che c'è anche chi fa questa operazione di leggersi i programmi, ma trattasi di una minoranza elitaria. Comunque dicevamo, quindi il nemico sono i 5 Stelle, Berlusconi e Renzi si parlano. Chi ha chiamato chi secondo te? Beh, intanto ci sono stati degli ammiccamenti, poi chi sia stato il primo a fare il numero dell'altro, questo non lo so. Per dirsi che cosa? Per mettersi d'accordo, andare in quel posto al Movimento 5 Stelle. E poi qui si tratta anche di fare questa benedetta legge elettorale senza la quale diventa un esercizio inutile il voto. Berlusconi sembra sempre che esca di scena e poi zacchete. Ma sai, per il momento lui ha ancora parecchi deputati, perché è vero che i sondaggi lo danno in calo notevole, ma alle ultime elezioni aveva preso il 19%, quindi non è che... Questa trovata del partito animalista può anche essere un'idea, perché... Ma secondo te a Berlusconi gliene frega qualcosa degli animali? Ma sai, lì fare il processo alle intenzioni non è la mia specialità. Comunque è una trovata. Bisogna vedere se tutti gli ex Verdi che oggi non hanno più un partito magari possono confluire lì, il loro voto può confluire lì, può darsi, però bisogna vedere, mancano ancora alcuni mesi, se sanno fare una buona propaganda qualche voto lo portano a casa. No? Sì. Non parlo di percentuali vistose, però basta portare a casa il 3-4%, che insomma... Che eleggi qualcuno, qualcuno lo puoi sistemare. Però si parla di immigrati e diritti degli immigrati, animali, sacrosanto anche e diritti degli animali, va bene tutto,
Ma dei diritti della povera signora Maria, chi cavolo parla? Lo so, purtroppo è così, oggi sono tutti scatenati per soccorrere i migranti, hanno fatto a Milano un corteo a cui hanno aderito mi pare 100.000 persone secondo i dati forniti da... Sì, vabbè, poi sono sempre... Sì, vabbè, dopo... Però erano tanti, dobbiamo dirlo. E allora è più di moda, no? Di dire, ah sì, facciamo entrare tutti i migranti che vogliono, dobbiamo accoglierli, mantenerli, cosa che stiamo facendo. Mentre invece il povero italiano non frega niente a nessuno, non viene neanche assistito. Io vedo tanti clochard che non mi sembra così, a guardare non mi sembrano stranieri, che dormono davanti ai negozi con le saracinesche abbassate. Insomma, il povero italiano non ha neanche diritto alla casa popolare. Ma ormai. neanche a una stanzetta, Niente. un dormitorio. Sono molto spesso questi rovinati, lo sai, dalle mogli, dai divorzi. Sì, il divorzio è micidiale. Al secondo divorzio tu vai a mangiare alla Caritas, quello è garantito. Perché Anche tanti colleghi giornalisti hanno fatto questa fine qua. Ma chi vive di stipendio, per forza, non può spezzettare lo stipendio più di tanto, no? Perché si sminuzza. Hanno deciso, pare che sia la volta buona, di tagliare i vitalizi anche agli ex onorevoli che andranno in pensione, i prossimi andranno in pensione col contributivo, ma taglieranno anche i vitalizi agli ex onorevoli. Io prevedo, intanto che non so se l'approveranno, ma prevedo una pioggia di ricorsi. Tu che dici? Ma sì, ma nessuno rinuncia volentieri dai soldi che fino a ieri si incassava per diritto, nessuno, ma neanche te, neanche io. No. Quindi trovo del tutto fisiologico che ci sia Abbiamo una anche difesa. lavorato, cioè scusa, Certo, non voglio dire, no, adesso Sì, certo. abbiamo anche lavorato Anche per perché averli. un parlamentare, in ogni caso, se lavorava prima di fare il parlamentare, continua a maturare l'anzianità Chiaro. per la Sì, pensione, sì. quindi in sostanza No, il tema è quelli che non hanno mai fatto un cazzo nella vita. sì, e che Sono poi tantissimi. prendono 2 o 3 pensioni, è per questo che dà un po' fastidio. Sono tantissimi nella media quelli che non hanno mai fatto Sì, un cazzo sì. tutta la vita. È chiaro, non hai fatto niente, hai avuto la pappa pronta, hai la pensione, te la tagliano e fai ricorso. Sì, ma poi lo anche, vincono. anche molti cittadini normali, no? Sì, specialmente artigiani, commercianti, si lagnano Sai molto. che hai ragione, che Non pagano i contributi e poi vogliono la pensione. hai ragione, perché rompiamo tanto i coglioni ai deputati e poi nel mondo reale, È uguale. anzi, non abbiamo quel potere di fregare tanto, Certo. però freghiamo tutti. È chiaro, è così. Siamo degnamente rappresentati. Ma certo, noi vediamo sempre i difetti degli altri, ma i nostri non li riconosciamo nemmeno, anzi ci sembrano quasi dei presi delle virtù. Dice, sono furbo, quindi ce la faccio a fregare lo Stato. È un impegno, perché succede questo. Però scusami, anche lo Stato ti frega Sì, se certo, tu ti comporti. è il principe ti ecco, frega, ti ecco. frega sempre, se no non sarebbe principe. Allora se uno se uno te lo vuole mettere in quel posto ti difendi. E il suddito a propria volta cerca di fottere il principe e di solito vince il principe Senti, come ti vedi fra 10 anni? in una bara. Ma vaffanculo, scusa. Dove vuoi? Posso Ma mica, come- ma posso si mica può- vivere in eterno. Ma scusa, si può fare una domanda così che è fatta anche perché io ogni tanto, siccome mi rompo i coglioni con le notizie e tu lo sai benissimo, certo. ne siamo in due, ogni tanto tiro fuori qualche domanda per far venire fuori il personaggio. Allora io ti chiedo come ti vedi fra 10 anni e tu mi smonti tutto e mi Ma no, dici non è una che bara, smonto, ma no, perché, ma scusa. dai, scusa, ma sai- non si può dire una roba del genere. Io ho In una bara, ma per per esperienza l'amor di- so che più che vecchi non si può diventare. No, sai che c'è, forse te l'avevo già raccontato o l'avevo pubblicato da qualche parte, c'è vicino al cimitero monumentale Sì? un negozio, non so come cazzo si chiama, Sì. quei posti dove fanno le bare, no? Sì. E ci sono i vari esempi di bara e ce n'è una, c'è la lapide in marmo con scritto Vittorio Feltri, no? Non lo sapevi? No?
ti devo andare a fare la Madonna, foto. aspetta che mi tocco i marroni. Ma ti giuro, allora, questo qua, qui al cimitero monumentale, a destra c'è questo che vende le lapidi e c'è scritto Vittorio Feltri. Ma veramente? Come esempio di carattere, giuro, morissi io stavolta. Non lo sapevi? No, devo mandare un fotografo. Ma sì, ma io l'avevo messo sul web. Ma allunga la vita questa cosa. Vabbè, come se, sai, hai presente i caratteri dei giornali? L'esempio di carattere c'è Vittorio Feltri, uno si sceglie il... Ma pensa, roba da matti. Non sapevi? No, non lo sapevo. Anche perché io, non avendo l'urgenza di scegliere la bara, non mi fermo davanti a questi negozi. Ma io sono passato per caso Io non e ho visto Vittorio Feltri, però si tratta di adesso, cos'è, 1 anno e mezzo fa. Forse avranno tolto, mi auguro. Se c'è, cosa gli fai? Gli chiedo se devo pagare anche il conto. o conoscendoti gli dici scusa, visto che vediamo. ha usato il nome. Monetizziamo. No, comunque dai, adesso scherzi a parte. Comunque parlare della morte è un bel modo per esorcizzarla. La morte è un dato di fatto, non è che la possiamo evitare. Tutti lì che si spaventano, d'altronde, poi crepano tutti, non so. Dimmi, come ti vedi fra 10 anni? Non ho una immaginazione così fervida per immaginare una cosa del genere. E mi auguro di essere ancora qui a fare 2 chiacchiere con te, quello è l'augurio, però è del tutto E improbabile. che nel frattempo io, essendo maturato, faccia delle domande meno coglione. No, cosa dici? No, ma mi sto preoccupando, oggi sei pessimista. No, non sono pessimista. Ogni volta che parliamo di queste cose non posso che ribadire il concetto, perché è morta qualche giorno fa la Biagiotti, Sì. che aveva 1 anno meno di me. Ma tu fai ancora dipende dalla vita che uno ha fatto, dai casi. Appunto, non è che io ho fatto una vita così. Quindi, insomma, muoiono tutti. Va bene. Certo che quelli che ci No, stanno. ma io sto pensando, voglio dire, non ti dico quello che sto pensando. D'altronde. No, perché di solito seminiamo ottimismo, no? Che parliamo tutte sfighe, seminiamo vabbè, pure morte, se si tratta toccatevi... di descrivere la realtà italiana c'è poco da stare allegri, no? E poi però se tu passi addirittura a argomenti di tipo cimiteriale, è chiaro che non miglioriamo l'umore neanche a chi ci ascolta. Va bene, direttore, abbiamo chiuso qui la Bene. puntata, perché torniamo, Bene, sì, a presto. Tocchiamoci, a presto, grazie.